Venerdì 7 agosto Adria ha vissuto una splendida serata all'insegna della passione motoristica e dello sport. Nell'ambito di Adria d'Estate, la città ha celebrato i 42 anni di storia del rally ad Adria con la serata motori, un appuntamento fortemente voluto dal sindaco Massimo Marbuiani, che oltre a straordinarie auto d'epoca del concorso di eleganza e alla diretta di Delta Radio con lo storico conduttore Salvatore Binati, la manifestazione ha visto grandi momenti dedicati ai protagonisti dello sport, dall'incontro con la nuova dirigenza dell'Adriese Calcio, rappresentata dal presidente Emanuele Mancin e dal direttore sportivo Massimo Bovolenta, una grande festa chiusa in bellezza con la degustazione della tipica ciabatta adriese. Questo è il frutto di tanti e tanti amici che ho conosciuto nel mio percorso sportivo, è veramente una bella soddisfazione, ci ho lavorato tantissimo, ringrazio gli uomini in giallo, quelli che hanno la maglietta gialla, che da un mese stanno insieme a me lavorando per costruire questa serata. Come vedi, il successo non è mai scontato, però se si ha l'amore, la passione e credi in quello che fai, poi i risultati ci sono. Abbiamo portato anche 12-13 autovetture veramente di primo ordine, bellissime, che hai visto sfilare in questo parterre, e adesso ci sono le interviste ai campioni locali che naturalmente meritano di essere celebrati. Grande sindaco, complimenti, abbiamo visto delle macchine straordinarie, costosissime sicuramente, ma però danno lustro a una città come Adria che merita questo. Io sto tentando di tenere aperto, lo dico, acceso questa fiammella, perché spero ci siano eventi entro l'anno per il nostro autodromo. Adria ha bisogno del suo autodromo come tutto il territorio, che è un indotto molto importante, perciò anche per questo facciamo questo tipo di manifestazioni. Grazie a tutti voi, a queste 5.000 persone che sono qui ad Adria questa sera. Grande sindaco, grazie. Thank you.